Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini in sala Oriana Fallaci, la sala dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Voglio salutare tutte le autorità che oggi sono qui presenti con noi, in particolare il dottor Divisic, il referente regionale per il Giro d'Italia per le cure palliative pediatriche, il dottor Rugolotto, l'assessore Bedin, il dottor Ruffato, l'associazione Braccio di Ferro, la dottoressa Pavan. Spero di non aver dimenticato gli altri autorevoli relatori che oggi sono qui presenti. Un ringraziamento per la presenza al vicepresidente del Consiglio regionale, l'avvocato Francesco Rucco. E a me piace iniziare questa presentazione, questa conferenza stampa da un luogo, cioè Palazzo Ferrofini. Come dicevo, Palazzo Ferrofini è la sede del Consiglio della Regione Veneto, ma è anche la casa delle scelte che riguardano il futuro di tanti cittadini veneti. Ed è per me profondamente significativo che la presentazione del Giro d'Italia delle cure palliative avvenga proprio qui, da questo luogo significativo nel cuore delle istituzioni regionali, perché oggi noi stiamo parlando, lo vedrete dalle slide che poi compariranno dietro di me, stiamo parlando di quello che definisce il livello di civiltà di una comunità, e stiamo parlando quindi di bambini, di famiglie, di una società, della capacità di una società di essere presente quando la vita chiede più coraggio, chiede più umanità, chiede più forza. Mi piace ricordare una frase di Nelson Mandela che diceva: una nazione si rivela da come tratta i suoi bambini. Ecco perché le cure palliative pediatriche rappresentano una delle espressioni più alte della medicina e dell'umanità allo stesso tempo. Il tema scelto, che poi verrà ampiamente illustrato dopo di me per questa quinta edizione, la comunità curante, racchiude veramente un messaggio che è a dir poco straordinario, cioè che la cura non è solo un atto clinico, ma mi piace definire un atto collettivo, e cioè famiglie, volontari, scuole, associazioni, istituzioni che si stringono attorno ad un bambino e alla sua famiglia e non lo lasciano mai. Ogni giorno ci sono medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi che accompagnano intere famiglie lungo percorsi veramente duri e impegnativi, offrendo una umanità e offrendo competenza e presenza costante. Quindi io voglio, a nome del Consiglio regionale, ma anche del Presidente della Regione Veneto Stefani, mandare il più grande ringraziamento a tutti voi e a tutti loro. Un grazie quindi lo voglio fare al dottor Ruffato, alla dottoressa Bressan, dottor Rugolotto, alla dottoressa Fava, al dottor Divisic, perché quando questi medici entrano nelle stanze di questi ragazzi, non entrano solo bambini, non entrano solo con la loro straordinaria competenza, ma con la loro grande umanità, e cioè con una presenza prima di persone e poi di medici. Io mi permetto di essere diretta in questa conferenza stampa, quel modo di essere franco che spetta anche a chi ricopre ruoli di responsabilità istituzionale. La Regione Veneto infatti ha fatto una scelta molto precisa. Nel bilancio 2026 noi destiniamo alla sanità 14,45 miliardi di euro, cioè 3/4 dell'intero bilancio della Regione Veneto viene destinato alla sanità, e questa non è una voce contabile per noi, ma è una precisa dichiarazione di priorità. Ed è la prova di come per la Regione Veneto, il vicepresidente Rucco poi lo confermerà, di quanto la salute dei veneti e delle persone viene prima di tutto. Non è solo poi la sanità ospedaliera, ieri l'abbiamo annunciato con un'importante variazione di bilancio, 78 milioni di euro invece che vengono destinate per garantire continuità e servizi alle persone non autosufficienti, per i caregiver e per le loro famiglie. Stiamo costruendo, come avrete letto ieri, 99 case di comunità importanti. Tra pochi giorni nascerà questo modello veneto di sanità territoriale, portando la cura più vicina alle persone, alle case, alle famiglie. Da ultimo, e ne approfitto per questa importante occasione, che in questa visione
trovano spazio le cure palliative e la terapia del dolore, con oltre 11 milioni di euro che sono proprio destinati al rafforzamento della rete regionale. A febbraio, infatti, poi il dottor Divisic ve lo dirà, la Regione Veneto in questa ottica ha lanciato un segnale a tutte le realtà del territorio perché potessero promuovere delle iniziative all'interno di questa rete di potenziamento, e in modo così straordinario questo appello è stato accolto con questa meravigliosa iniziativa. Chiudo perché il segnale più concreto da Padovana che che la Regione Veneto ha voluto dare è quello del nuovo hospice pediatrico di Padova, per il quale la Regione Veneto ha stanziato 9 milioni di euro, e mi piace ricordare che per noi questi 9 milioni non vengono destinati solo per mattoni o per cemento, ma parliamo di un luogo meraviglioso che andrà ad accogliere bambini, che andrà a sostenere genitori nei momenti più complessi della loro vita, ma che renderà anche il Veneto un punto di riferimento nazionale importante nell'assistenza pediatrica. Io ho apprezzato moltissimo che questa edizione del Giro d'Italia delle cure palliative abbia introdotto anche degli strumenti nuovi e coraggiosi per parlare di questi temi, finalmente alla società tutta, e penso al gioco Giro di Parole, che poi verrà ampiamente descritto, che aiuta grandi e piccoli a conoscere finalmente il mondo delle cure palliative senza paura, senza nessun tipo di preoccupazione, ma anche con intelligenza e leggerezza. Il dottor Fatto me lo dice sempre, cioè è importante rompere il silenzio attorno a queste tematiche, perché già rompere il silenzio è un atto di cura, e quindi penso che questo sia un ottimo punto di partenza. Quindi voglio chiudere con quello che davvero conta, e cioè che dietro i numeri che vi ho enunciato brevemente, dietro ad ogni milione stanziato, ad una casa di comunità, un posto letto dell'hospice, c'è sempre un bambino, una storia, una famiglia, e c'è una madre che ovviamente di notte tiene la sua mano attorno al proprio bambino, un padre che impara a essere forte quando si sente spezzare, o fratelli e sorelle che devono imparare a crescere in fretta. Quindi io vi voglio ringraziare, perché ci sono anche e soprattutto professionisti come voi che ogni mattina varcano una soglia difficile, che è quella della sofferenza degli altri, e lo fanno con scienza, coscienza, con dedizione e con una umanità che non smette veramente mai di commuovere. Per cui grazie davvero di cuore, perché le cure palliative pediatriche sono questo, e sono la più alta e coraggiosa forma di cura. Quindi da Palazzo Ferrofini voglio che esca questo messaggio a tutto il Veneto, e cioè che nessun bambino sarà lasciato solo, nessuna famiglia sarà lasciata sola. Questo è l'impegno delle istituzioni, questo è l'impegno dell'istituzione del Consiglio regionale del Veneto. Grazie. Darei la parola al vicepresidente del Consiglio regionale per un saluto, l'avvocato Francesco Rucco, che ringrazio per la sua presenza e testimonianza. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie alla bravissima collega Eleonora Mosco, perché devo dire, io la seguo da anni in realtà, perché è sempre sul pezzo, anche sulla città di Padova, che è un territorio dal punto sanitario centrale. Padova è inutile dire che è una città anche universitaria, quindi da lì vengono fuori quelle eccellenze che oggi sono i nostri sanitari che lavorano nel mondo della sanità e che portano anche il Veneto al centro del paese, al centro direi anche dell'Europa a livello internazionale per quello che fanno in tutti i campi, in tutti gli ambiti, devo dire non solo quello pediatrico, che rappresenta sicuramente una grandissima eccellenza, e quindi da questo punto di vista ogni iniziativa che viene portata avanti, come in questo caso il Giro d'Italia delle cure palliative, deve trovare il sostegno del Consiglio regionale. Io porto i saluti dei consiglieri e mi permetto anche del Presidente Zaia, in questo momento non c'è, altrimenti si sarebbe sicuramente affacciato qui con noi, anche perché ha un'attenzione particolare anche lui sul tema della sanità, essendo stato anche il Presidente per tanti anni della nostra Regione Veneto. Gli investimenti, ne parlavamo prima in Commissione, quando siete arrivati uscivamo appunto dalla 5ª Commissione, sono quelli che ha annunciato e anticipato Eleonora, che insomma 3/4 del bilancio il Veneto lo destina, la Regione Veneto lo destina proprio alla sanità, e sono investimenti di parecchi miliardi di euro che devono essere finalizzati nella cura della persona. Su questo credo, Eleonora, tu converrai che il Presidente Stefani sta dimostrando una sensibilità
notevole, sarà un po' l'età, sarà anche un po' perché è particolarmente giovane, e la vicinanza al tema della sanità e sociale. Eravamo prima in confronto in audizione sul tema della legge dei caregiver, altro tema, perché l'assistenza alle persone malate avviene anche dai propri familiari, e quindi stiamo portando avanti questa legge bipartisan anche con la minoranza, e quindi una dimostrazione che la politica in realtà non litiga e basta, ma sa anche dialogare e portare risultati. Io su questo ci tenevo a darvi un saluto Loretta Pavan, che per me è una testimonia. Io ho fatto il sindaco della mia città, il presidente della provincia, città di Vicenza, è stata ed è un grande testimonial anche lei della lotta contro malattie importanti che colpiscono tantissime persone, quindi dobbiamo essere a fianco dei nostri sanitari. Io questo continuo a dirlo. Possiamo a volte anche non capirci, ma dobbiamo trovare una soluzione per il bene dei cittadini. Grazie e buon lavoro, buona iniziativa, buon Giro d'Italia. Grazie Vicepresidente, grazie. Do la parola al dottor Antoine Divisic, referente regionale per il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. A lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono molto emozionato di essere qui, ringrazio la Regione, il Consiglio regionale, la consigliera Mosco, il vicepresidente Rucco, ma anche il presidente ovviamente. È un grande traguardo per noi, vuol dire che il Giro d'Italia sta riuscendo nei propri intenti, perché effettivamente, adesso io vi racconterò cos'è il Giro d'Italia per farvi capire, ma è veramente partito come un'idea semplice di poche persone che durante un master hanno detto: come facciamo a far conoscere le cure palliative, che è un tema importante di cui è difficile parlare, perché nessuno ovviamente vorrebbe parlare di queste cose, ma non possiamo far finta che non esistano, e quindi ci siamo messi in moto per far qualcosa. Pensate che quel tempo era pieno Covid, il 21, quando abbiamo fatto la prima edizione, in Italia c'erano un hospice, una rete regionale di cure palliative pediatriche, e le altre stavano crescendo. Siamo fortunati in Veneto con la professoressa Benini, che ha istituito il primo hospice, che ha istituito la prima rete regionale, probabilmente una delle prime anche in Europa. I nostri bambini sono fortunati, tra virgolette, hanno la possibilità di queste cure. Pian pianino, non dico che sia solo effetto del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, ma in questo momento in Italia ci sono 9 hospice, 12 reti regionali, non siamo più l'unica realtà. Altri bambini che ne hanno bisogno possono accedere a questo tipo di cure, e questo è veramente un gran traguardo, e credo che sia merito di tutti voi che avete questo tipo di sensibilità. Si è conclusa la quinta edizione, è stato sicuramente un viaggio di solidarietà e cura. Abbiamo in maniera importante, io speravo di avere davanti le slide, abbiamo in maniera importante promosso la rete di cure palliative. Ma sono mezzo cieco. Promosso la rete di cure palliative pediatriche, un grande sostegno alle famiglie e ai piccoli pazienti. Quello che stiamo facendo, grazie anche a voi, è sensibilizzare le istituzioni locali, ed è quello che poi ha portato alla possibilità di fare veramente qualcosa di concreto, cioè istituire le reti, istituire gli hospice. Se non lavoriamo in rete non otteniamo nessun risultato. Mi piace che siamo qua in tanti rappresentanti che si sono dati da fare, spero che l'anno prossimo ce ne siano ancora di più per creare qualcosa per il Giro d'Italia, perché dimostra il lavoro in rete. È difficile gestire questi bambini, se non ci mettiamo tutti non ce la faremo mai. E come vi ha già detto la consigliera Mosco, la comunità curante è il tema di quest'anno sicuramente, per cui stiamo combattendo. Perché? Perché effettivamente ci siamo accorti che la complessità di cura di questi bambini e ragazzi che hanno patologie inguaribili non è possibile affrontarla solo da un punto di vista medico piuttosto che psicologico. E quindi abbiamo detto c'è bisogno di tutta la comunità, di tutta la sensibilità della cittadinanza, che capisce che è un problema che nessuno vorrebbe affrontare, ma che esiste, e dobbiamo esserci tutti per dare conforto, cura,
ai bambini e alle loro famiglie, perché quando hai un bambino con patologia complessa, grave a casa, purtroppo cambia completamente la vita di quella famiglia. Come ha già detto la consigliera Mosco, il Giro d'Italia è promosso dalla Fondazione Maruzza, ente del terzo settore che ha sede a Roma e è stata la prima a dire è una cosa importante questa, portiamola avanti, e fa un po' da cappello nazionale all'organizzazione di questa manifestazione. Poi questa viene declinata a livello regionale e quindi noi cerchiamo da 5 anni ogni anno di rispondere con varie manifestazioni che vanno. Vi parlo un po' dei numeri. Pensate che in questo momento l'Hospice Pediatrico di Padova, che è l'hospice regionale del Veneto, ha in carico 400 bambini. Vedete che secondo le stime ci sono 18 bambini ogni 100.000 abitanti. Sui quasi 5 milioni del Veneto, quindi stimiamo che ci siano quasi 800 bambini che potrebbero aver bisogno, sono eleggibili alle cure palliative pediatriche. Quindi c'è molto lavoro da fare e grazie al nuovo hospice e al potenziamento della rete regionale di cure palliative pediatriche riusciremo sicuramente a dare e far fronte a questo tipo di richiesta che c'è. Purtroppo c'è e qualcuno bisogna che se ne occupi. Vedete che il Giro d'Italia, siamo in fase di chiusura, è andato avanti dal 16 maggio al 14 giugno, ha attraversato tutta l'Italia con decine di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul diritto alle cure palliative pediatriche. Ruolo fondamentale della comunità curante, l'abbiamo detto, che è il tema per l'edizione. Ha coinvolto città, ospedali, scuole, università, associazioni, enti locali, professionisti sanitari, volontari, bambini, famiglie, un percorso molto bello che ha unito informazione, formazione, sport, cultura, solidarietà e partecipazione civica, che, vi dicevo, è fondamentale dal nostro punto di vista di operatori all'interno. Il tema la comunità curante, che quindi abbiamo detto la cura non riguarda soltanto l'assistenza sanitaria ma coinvolge l'intera società. Deve essere così per questo tipo di cure. Quando la patologia diciamo è relativamente semplice, vai dal medico, la risolve, trovi una soluzione e vai avanti. Qui purtroppo le cure sono inguaribili, quindi c'è questo bisogno. È una responsabilità condivisa, quindi che chiama in causa professionisti, istituzioni, volontariato, e ringrazio tutte le associazioni che contribuiscono al Giro d'Italia. Noi ci siamo uniti come associazioni che supportano l'hospice sotto fiato e cuore, ce ne sono tante, poi lascerò a chi ha organizzato le tappe che vi illustri meglio anche. È importante che i cittadini, che insieme anche ai cittadini si costruiscano le reti di sostegno intorno a questi bambini e alle loro famiglie. Quindi è fondamentale anche ridefinire i percorsi assistenziali, partendo dall'idea che l'efficacia della terapia del dolore e il supporto globale, vi dicevo, la qualità di vita, dipende dal coinvolgimento sinergico di diverse competenze professionali, ma anche umane. La continuità delle cure, e lo ha detto anche con la consigliera Mosco, la continuità delle cure deve uscire dagli ospedali per quello che non è urgente e emergente, la cronicità deve essere curata il più possibile a casa, in comunità dove il bambino e le famiglie devono sentirsi supportate. Il quadro italiano purtroppo sconta ancora forti ritardi istituzionali. Voi sapete che dalla legge 38 del 2010 dovrebbero esserci sostanzialmente quello che vi dicevo, cioè reti regionali di cure palliative pediatriche e hospice sostanzialmente quasi in ogni regione. Ci stiamo pian pianino arrivando e grazie anche a manifestazioni come questa probabilmente abbiamo aumentato, cioè nel senso che la legge c'è dal 2010, vi dicevo nel 2010 un hospice e una regge, adesso siamo a numeri sicuramente più importanti e non c'è disomogeneità sul territorio nazionale. Questo è un rendering dell'hospice nuovo che speriamo che veramente parta come lavori a settembre, come si sta dicendo, e che si concluda in tempi brevi perché ce n'è bisogno. Adesso stiamo veramente facendo fatica con i 4 posti che abbiamo a gestire i 400 pazienti che vi dicevo. È una struttura residenziale specializzata, concepita come un vero e proprio ponte tra l'ospedale e la casa. Cosa si fa in hospice? Qui si costruiscono relazioni, si effettuano ricoveri di sollievo. Pensate che i genitori di questi bambini molto spesso non vanno mai in vacanza
E allora quello che cerchiamo di fare, quando c'è posto, di dargli una mano e lasciare il bambino alle nostre cure e dirgli andate a fare 3 giorni di vacanza. E non sempre per loro è facile, non essendo abituati, quindi i poveretti vanno via 2 giorni e il terzo tornano anche prima, e questo a volte veramente ci commuove. Facciamo tutto il programma di follow-up delle patologie che ci sono e pensate, si fa tutta l'abilitazione. Questi sono bambini complessi, molto spesso supportati da macchinari, e quindi bisogna insegnare ai loro caregiver, ai loro genitori, come gestire questi macchinari. I numeri dell'edizione del Giro d'Italia del 2026 sono 82 tappe, vedete, realizzate su tutto il territorio nazionale. Queste me le hanno mandati freschi. 12 ciclopedalate, 25 convegni, 45 eventi di piazza. Un percorso reso possibile grazie al coinvolgimento di 225 enti, associazioni, enti patrocinanti. Insomma, si sta creando veramente, e sono veramente emozionato e fiero, contento che stia succedendo questo, cultura sul tema, che è quello che noi in realtà volevamo. Vedete che le edizioni precedenti, se andiamo a sommarle tutte, veramente insomma, hanno fatto il loro, 45.000 partecipanti, più di 220 associazioni, centinaia di organizzazioni, sempre con lo stesso scopo, cultura sulle cure palliative. Mi piace dire queste 2 frasi, pensieri, che le cure palliative pediatriche non sono cure della morte. Spesso le si associa alle cure palliative dell'adulto, che purtroppo, mi viene da dire, sono confinate agli ultimi giorni di vita. Le cure palliative pediatriche non sono così. Le cure palliative pediatriche prendono in carico i bambini e si cerca di farli vivere il più possibile. I nostri bambini sono lungo sopravviventi ormai con la tecnologia che c'è in campo, quindi sono cure della vita affinché ogni bambino e famiglia coinvolti possano avere il miglior tempo possibile, perché è quello che vogliamo in realtà tutti. La morte è una cosa naturale, non è naturale quando arriva prima del tempo. Il tempo è la cosa più preziosa, quindi bisogna passarlo bene. Quindi le cure palliative pediatriche rappresentano un approccio globale alla presa in carico di bambini e adolescenti con patologie inguaribili. Questo è un po' il nostro diktat di eleggibilità del paziente alla presa in carico. Sono pazienti che hanno elevata complessità assistenziale, plurispecialistici come necessità. L'obiettivo è quello di garantire la miglior qualità di vita possibile per il bambino e per la sua famiglia. Vi saluto con questa affermazione, che è un po' quello che ci ha detto anche la consigliera Mosco come impegno per la Regione Veneto, che ha fatto Costanza La Febbre di Ovidio, cioè la vicepresidente della Fondazione Maruzza, che dice: continueremo a lavorare affinché ogni bambino, e vi dicevo in Veneto siamo fortunati ma deve essere così per tutto il paese, ogni bambino con bisogni complessi e la sua famiglia possano sentirsi accolti, sostenuti, accompagnati ovunque si trovino, contribuendo a costruire una cultura condivisa sull'importanza delle cure palliative pediatriche. Adesso lascerò la parola a chi ha organizzato le tappe in Veneto, alle quali abbiamo partecipato attivamente dove si poteva. Sono state organizzate 4 tappe, e per farvi vedere un po' cosa è stato fatto in Veneto come risposta proprio a una richiesta della Regione di organizzare qualcosa sul tema. Voglio ringraziare tutti voi, ma soprattutto le associazioni che sotto il nome di Fiato e Cuore sono tante e si sono prodigate per fare questo. Vi ringrazio ancora tutti e lascio la parola. Grazie davvero di cuore, dottor Divisic, per la sua relazione così completa ed esaustiva, e grazie per quello che fa ogni giorno. Lascio la parola al dottor Simone Rugolotto, direttore della pediatria di Rovigo, per la tappa di Rovigo e per la tappa di Feltre. A lei la parola, dottore. Di Rovigo, ok. Buongiorno a tutti. Sì, esatto, io ho fatto quella. Grazie a voi, veramente mi ritrovo all'interno di un evento super, per cui devo ringraziare il mio direttore generale che ha accolto l'invito fatto a tutte le aziende sanitarie del Veneto di partecipare a questo giro delle cure palliative. All'iniziativa della Fondazione Maruzza e dell'Hospice Pediatrico di Padova con Antoine Divisic, che sono stati veramente promotori infaticabili anche l'anno scorso, mi ricordo che avevamo partecipato ma più indirettamente. E oggi mi ritrovo all'interno di questi locali stupendi, grazie al consigliere Mosco e a tutto il Consiglio regionale, insomma, per dare questa possibilità. Io sono il primario appunto della pediatria di Rovigo, vi porto la nostra piccola esperienza
Però posso anche preannunciare che il coordinamento nazionale dei primari di area pediatrica, ci stavo pensando adesso perché di questo sono presidente, penso che lo potremo coinvolgere molto di più, per cui l'anno prossimo, quando ci sarà ancora questa iniziativa, di sicuro la diffonderò ai 190 primari di pediatria della nostra rete, insomma, è molto importante. La nostra tappa è molto più semplice, parlerò soltanto per 2 minuti, esatto, e per cui andando avanti, prossima, eccola qua. Ecco, noi abbiamo fatto un evento tappa nel nostro ospedale, l'ospedale di Rovigo. La tappa era stata scelta il 4 giugno del 2026 dalle 8:30 alle 15 e qui eravamo supportati nettamente dal nostro direttore generale, da dottor Mauro Filippi. L'ULSS 5 ha anche presentato l'attività tramite il proprio Facebook aziendale. Noi eravamo presenti sul posto, questo sono io, ma eravamo in 3 operatori, gli altri non sono purtroppo rientrati in alcune delle fotografie perché non sono state eseguite. Una era data dalla nostra pediatria ospedaliera ed ero io fisicamente presente. Poi avevamo una fisioterapista del distretto 1 dell'ULSS 5 e poi anche la dottoressa Roman delle cure palliative che aveva partecipato l'anno scorso invece all'interno della tappa padovana. E la modalità è stato l'incontro con la cittadinanza di cui avete parlato prima. Noi in quelle ore lì abbiamo raccolto contatti da bambini fino a nonni, abbiamo distribuito tutto il materiale, io la maglietta non ce l'ho perché l'abbiamo data fuori tutti, e lì abbiamo avuto proprio le diverse fasce della popolazione che hanno anche chiesto qualcuno perché effettivamente non erano a conoscenza né di questo argomento né del perché noi ci trovassimo lì a parlare con loro, compresa anche la direzione medica, la vedete lì sulla destra, che era presente, e poi invece vedete lì un attimo di spiegazioni che abbiamo dato. Basta, ecco, questa è la nostra piccola presentazione, non voglio rubare altro tempo, grazie a voi. Grazie dottore e complimenti per l'ottima iniziativa per Rovigo. Lascio la parola all'assessore Giulia Bedin che ha ospitato nel comune di Battaglia Terme questa bellissima iniziativa organizzata da Braccio di Ferro che poi interverrà, e la pedalata della vita di Padova. Grazie mille consigliere Mosco. Io oggi sono molto emozionata di essere qui perché sono qui in 3 vesti. La prima veste è quella di rappresentare l'associazione Braccio di Ferro, di cui porto i saluti ovviamente. La seconda veste molto importante è quella dell'amministrazione comunale di Battaglia Terme, e soprattutto del nostro consigliere delegato alla salute Maria Pia Bellavere, e in più sono qui come mamma. Sono una mamma fortunata, perché non ho mai passato quello che altri genitori hanno passato, ma sono anche fortunata perché grazie a queste iniziative mi sento un genitore che nel momento in cui dovesse incontrare delle difficoltà sa che c'è qualcun altro che può aiutarlo, e credo che tutte le famiglie abbiano bisogno di sapere che non siamo sole, e qualsiasi cosa ci si ponga davanti, qualsiasi difficoltà, per fortuna c'è una rete molto bella, molto importante, fatta di medici, istituzioni e di famiglie che ci possono supportare. Porto chiaramente appunto i saluti di Braccio di Ferro, di cui io oggi mi faccio rappresentante con molto onore, devo dire, e ovviamente saluto anche l'associazione Fiato e Cuore. Il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche è stato promosso, come abbiamo detto prima, dalla Fondazione Maruzza, che nasce per diffondere, diciamo, la conoscenza di quelle che sono le cure palliative pediatriche e della terapia del dolore. Quando si parla di cure palliative pediatriche, chi non conosce questo tipo di tema pensa sempre che sia un tema legato alla morte, al fine vita, no? Invece qui stiamo parlando di come migliorare la vita a questi piccoli pazienti e alle loro famiglie, come dargli una vita di qualità migliore, come sostenere le famiglie, come accompagnarle in questi percorsi che molto spesso sono lunghi e complessi. E ci si occupa soprattutto di prendersi cura del bambino nella sua interezza, non solo perché è malato, ma perché esiste e ha bisogno di essere aiutato. È per questo che credo sia fondamentale che queste iniziative lavorino così come stanno lavorando molto bene, perché tutti devono conoscere questi temi.
La tappa veneta è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio e al sostegno appunto della Fondazione La Miglior Vita Possibile, che ha creduto nel valore di questo progetto e nella sua capacità di raggiungere le persone attraverso un linguaggio semplice, e accessibile e coinvolgente. La scelta è stata quella di costruire una manifestazione diffusa in tutto il territorio, che è stato però capace di coinvolgere l'intera provincia di Padova. Come avete visto, queste slide, eccole qua, non so dove siamo arrivati, ok. La pedalata della vita ha attraversato numerose piazze e comunità, ogni territorio ha aderito con la propria identità, la propria sensibilità. Eccoci qua, questa è una tappa. Tra l'altro sono state veramente molte le persone che hanno partecipato proprio pedalando insieme. Si parlava di 250 persone, quindi molto sentita. Ed è stato molto bello vedere comunque che queste realtà si sono unite intorno allo stesso obiettivo, che è stato quello appunto di far conoscere le cure palliative pediatriche. Credo che ognuno di questi aspetti più significativi di questa esperienza sia stato proprio il valore di fare rete, che è stata una rete fatta di amministrazioni comunali, che ringrazio moltissimo tra l'altro, una rete fatta di associazioni, una rete fatta di genitori, di persone, di professionisti, di sanitari, di istituzioni, che hanno scelto appunto di stare insieme, di partecipare insieme a questa cosa, perché io credo che la cura non appartenga solamente agli ospedali, ma la cura faccia parte proprio delle relazioni umane. Prendersi cura non è solo nella vita, ma è per sempre. Tra tutte le piazze coinvolte, ovviamente, mi permetto di soffermarmi sulla nostra piazza, che abbiamo avuto questo privilegio di conoscere da vicino, e per questo devo ringraziare moltissimo l'Associazione Braccio di Ferro e il Giardino della Ricerca, Gioca con il Cuore, e anche il nostro Comitato Genitori, che sostengono da anni il Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche del Veneto e che quotidianamente lavorano incessantemente, hanno una carica pazzesca nonostante tutto quello che hanno vissuto in questi anni. Battaglia Terme non è stata solo una ciclopedalata, chiamiamola così, ma è diventata una giornata di comunità, di felicità, di stare insieme. I bambini si sono incontrati, le famiglie, le associazioni, ci sono stati momenti di confronto, ci sono stati dei momenti in cui ho pianto, perché parlare con queste persone si apre una voragine nel cuore. Ci sono stati laboratori, musica, attività educative, momenti di incontro. Abbiamo visto persone che facevano domande, che ascoltavano, che cercavano di capire che cosa fosse questa realtà. Abbiamo visto persone proprio lavorare fianco a fianco, e questo è la cosa più emozionante, soprattutto dal lato amministratore. Capire che ci si può dare una mano, si può aiutare, è un dovere, ma è anche un piacere. Quindi la nostra comunità di Battaglia Terme, devo dire, di cui sono molto orgogliosa, ha risposto davvero con grande partecipazione. Per questo io concludo ringraziando tutte le amministrazioni ovviamente che hanno partecipato, che hanno aderito alla pedalata. Saluto tutte le associazioni coinvolte, i volontari, gli sponsor, i professionisti sanitari e i cittadini che hanno reso possibile questa iniziativa. Ringraziamento particolare va ovviamente alla Fondazione Maruzza, che continua a promuovere a livello nazionale questo Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. E ringrazio ovviamente la Fondazione La Miglior Vita Possibile per il sostegno offerto al progetto, e a tutte le realtà che hanno contribuito alla costruzione di questa rete padovana. Questa pedalata ci lascia un messaggio molto importante. Ci ricorda che la cura non è solamente un qualcosa che riflette la competenza sanitaria, ma è una responsabilità collettiva, una responsabilità di tutti. La capacità di una comunità di non voltarsi di fronte a queste difficoltà, ed è una scelta di esserci, di partecipare, di condividere, anche se non tocca a noi personalmente, ma magari tocca il nostro vicino di casa, magari tocca il nostro nipotino, magari tocca il nostro amico.
La capacità di esserci e di ascoltare significa anche accompagnare, costruire insieme, credo, una società attenta alle fragilità e capace di prendersi cura le persone, credo sia la cosa fondamentale, perché non siamo soli. E se tante piazze comunque hanno deciso della provincia di Padova hanno deciso di unirsi a questo percorso, significa che il messaggio dell'unione fa la forza è arrivato. Pedalando insieme, quindi, sono riusciti queste meravigliose associazioni a fare qualcosa di molto più grande di una semplice manifestazione sportiva. Costruiamo consapevolezza, costruiamo relazioni, costruiamo comunità, e questa è la cosa su cui dobbiamo puntare tutti quanti. In fondo la cura nasce da qui, nasce da una forma autentica di stare insieme e condividere le difficoltà della vita. Grazie a tutti, è stato un piacere. Last but not least, ultimo ma non per importanza, il dottor Bruno Ruffato, capitano della squadra ciclistica dell'Hospice Pediatrico. A lei la parola. Grazie, ringrazio Eleonora Mosco che ha promosso questa conferenza stampa, e mi piace ricordare che l'avventura della 24 ore di Feltre è nata proprio qui, 4 anni fa, con ormai assessore amico Marco Zecchinato. Eravamo qui per un'altra conferenza stampa su tutt'altro argomento, e eravamo in un momento in cui stava partendo il Giro d'Italia, e mi viene in mente, da appassionato sportivo, di lanciare l'idea: ma perché non facciamo parte anche noi del Giro d'Italia di cure palliative? Io sono pediatra, faccio sport, sono ciclista, e non organizziamo una squadra. In 448 è nata la squadra che poi ha partecipato alla prima, ormai 3 anni fa, per la prima volta alla 24 ore di Feltre, e mi ricordo la prima volta che l'ho proposto ad Antoine, mi ha detto: tu sei pazzo, perché quella è una gara vera, corrono 24 ore a 40 di media, cosa ci facciamo noi? Non preoccuparti, ti organizzo la squadra e vedrai, credici. Il primo anno diciamo, l'abbiamo fatta con una squadra fantastica, con l'appoggio, diciamo, dell'Hospice Pediatrico. Il secondo anno invece l'Hospice Pediatrico ha corso proprio con la figura di Antoine, che si è messo anche lui in pantaloncini corti e ha capito cosa vuol dire entrare proprio nel cuore di una corsa portando un messaggio importante come questo. E quindi siamo al 3° anno, alla 3ª partecipazione. Ovviamente ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto. Io da pediatra ho vissuto molte storie, devo dire, di famiglie, di bambini, di pazienti che avrebbero avuto bisogno, perché parliamo di tanti anni fa, di un ospite delle cure palliative, ma ricordo che ero compagno di corso in specialità di Franca Benini e ho vissuto tutta l'evoluzione della storia dell'hospice, e con i primi pazienti purtroppo ci siamo arrangiati ed era difficile, insomma, andare avanti. Adesso abbiamo un hospice fantastico che merita di essere promosso, e naturalmente è importante che ci mettiamo anche il nostro spirito. Ecco, la nostra maglia e i nostri campioni. La nostra maglia è quella naturalmente che portiamo in corsa. Vedete, la partenza delle 24 ore è un tourbillon di ciclisti che corrono come pazzi, e quelli sono i nostri campioni. Mi piace mettere la fotografia di 2 cicliste, perché la nostra squadra ha visto la partecipazione addirittura di 3 donne, quest'anno di 3 cicliste che hanno corso decisamente più forte di noi. La faccio breve, ma la 24 ore di Feltre crede nelle charity, cioè che sono quelle squadre che portano un messaggio importante nel campo della solidarietà. Questi sono i campioni che sono passati da noi. Ballan, campione del mondo, Simpatia e Coraggio, Paolo Belli, che tra l'altro ha avuto una storia anche particolare che lo ha riguardato e capisce benissimo quello che vuol dire correre per queste Nibali, 2 Giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta, Milano e molte altre classiche. Medaglie olimpiche, Davide Ghiotto, nostro orgoglio vicentino,
medagliato a Cortina, anche lui ha voluto posare e sostenere il nostro messaggio. La Lollobrigida credo che sia la più medagliata in assoluto, e lei è una mamma, ha capito benissimo e capisce benissimo cosa vuol dire il messaggio delle cure palliative. Bettini, 3 Coppe del Mondo, 2 campionati del mondo, un'Olimpiade, classiche a non finire. E c'è da fare, questa è una squadra che promuove un progetto per i ragazzi che sono afflitti da quel problema dell'isolamento sociale particolarmente importante dopo il Covid. E i nostri volontari. Braccio di Ferro ci ha supportato l'anno scorso la 24 ore di Feltre, quest'anno il neocomitato di amici dell'Hospice ci ha supportato, sono preziosissimi perché noi corriamo, facciamo un sacco di cose, però sono loro che promuovono il nostro messaggio, che fermano i campioni, che li intervistano, li coinvolgono e coinvolgono la comunità, una comunità che cura, la comunità curante. Questa deve essere l'ultima, perché non va più avanti. No, ecco. Siamo andati sul podio. È importante, non è il podio che celebra la vittoria in senso sportivo, ma celebra quella che dovrebbe essere la vittoria del nostro messaggio che portiamo davanti a 20.000 persone. Faceva veramente impressione vedere una piazza che ci applaudiva e applaudiva quello che noi portavamo come messaggio. Io credo moltissimo allo sport come un veicolo che promuove anche questi messaggi di solidarietà, e le cure palliative pediatriche, lo leggo perché non sono così bravo a recitarlo a memoria, ci ricordano ogni giorno quanto siano preziosi la presenza e l'attenzione nei confronti di chi vive momenti di grande fragilità, e quando lo sport mette il cuore al servizio degli altri diventa qualcosa di straordinario. Chiudo con un messaggio che è un'emozione. Con me corre Bianca, che è una mamma, e anche Diego, sono 2 genitori di 3 pazienti che io ho seguito in un percorso difficilissimo molti anni fa, e di notte vicino a me ho detto: ma per te cos'è, Bianca, questa esperienza? Cosa sono le 24 ore di Feltre? E mi ha detto: 24 ore sono il tempo che una famiglia dedica costantemente alla cura, all'assistenza, all'attenzione a un bambino che ha una malattia cronica che non si può curare. I secondi diventano minuti, i minuti diventano ore, le ore giorni, i giorni anni. Non c'è un tempo per queste famiglie, è un tempo di un'emozione che continua, e ogni secondo di questo tempo deve avere una dignità, deve avere un valore. Grazie. Grazie al dottor Ruffato per questa anche sua ultima testimonianza così commovente. Il dottor Divisic gentilmente ci fornirà invece la tappa su Verona a conclusione di questa presentazione. Scusate, prima per l'emozione me ne sono dimenticato. In realtà i colleghi di Verona, dell'ospedale, azienda ospedaliera di Verona, Università di Verona, hanno fatto una cosa bellissima, perché come tappa hanno pensato a un progetto di formazione di quello che è un servizio di analgosedazione procedurale. L'analgosedazione procedurale, dovete pensare che soprattutto i bambini come i nostri, quelli diciamo con patologie complesse, ma in realtà tutti, se pensate per noi è facile, ci dicono dobbiamo farti un prelievo, e vabbè, sopportile. Il bambino non lo capisce, quindi l'analgosedazione procedurale per le piccole procedure diagnostico-terapeutiche che possono essere fastidiose, dolorose, stressanti, che possono essere ansiogene, devono avere in ogni ospedale, sarebbe bene che abbiano in ogni ospedale un servizio di analgosedazione che riduce l'ansia, che riduce il dolore, e deve essere di competenza dei pediatri, e abbiamo creato un master proprio di formazione in questo senso. E i colleghi quindi hanno pensato, l'obiettivo era proprio la creazione della Procedural Analgosedation Room. Vedete qui la squadra di Verona, sono dei colleghi che lavorano in rete con noi per quel che riguarda le cure palliative pediatriche. Hanno pensato di chiamarla la tana di Nemo, come il pesciolino Nemo, perché il pesciolino Nemo con la sua pinna un po' deficitaria è un po' quello che in realtà rappresenta tutti noi in realtà, perché ha un bisogno sicuramente da soddisfare, e i colleghi hanno pensato al tema del mare per questa stanza, e cosa bella, hanno pensato di mettere il primo mattone, cosiddetto anche se in maniera figurativa, ai bambini, e i bambini hanno cominciato a pitturare le pareti, che diciamo è l'inizio dei lavori per arrivare a questa
questa stanza, che è un po' come la stanza dei sogni che c'è in pediatria a Padova, che affronterà il tema del dolore procedurale. Quindi complimenti anche a loro, mi dispiace che non ci siano, li saluto e hanno fatto una cosa bellissima. Questo è il team. Grazie a tutti voi. Bene, quindi a conclusione di questa commovente presentazione, direi se volete fare una foto ricordo qui, vi aspetto qui con il dottor Divisic.